Auspician a Le Parey Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Ciao, ciao, come siete? Benvenuti alle programación en la familia piemontesa Adolfo Barale Gambalunga, Sila Freire, Córdoba, en la Argentina, en que con la programación 170 e dai giù che va, come va Paoli? Nauta battuta come P, come va, come sta tutta nostra cara udienza, insomma torna sì, nauta volta tanti dì del mese. A tante dì dal mese, dici una volta, proprio parai Paolino, Disegni nostri nonu che la stanno. Sì. E come va, come te, insomma sì, a tanti dì del mese. Así es. Suma sí decían, suma sí que no te decían ni bien ni mal. Vas a ver ti, Ma a tantos días del mes, a tantos días del mes, ya como llegando a la fin del mes propiamente, Paulín, veramente che il tempo sempre va avanti. Avanti, dai giù Mac. Come diciamo sempre, Paulín, alle para la fare è sempre chacharé un po' en piemontés, hablar un poco en piemontés. El tema por ahí es un poco secundario, pero a veces buscamos esos temitas que por ahí a veces te traen un poco de nostalgia, de recuerdo de cuando uno era chico, y a veces hasta vamos aprendiendo cosas a medida que vamos haciendo el programa, Paulín, Perché il cose da di per dis mi diria che una i sa tutte, no. Quando una mese in hai tante robe che pa ma a chi hai cultura, hai interesse, o a noi è interesse per ampliare. Saludos también, como siempre, a toda la gente que comparte nuestra programación, que le pone me gusta, e anche, Paolin, alla gente che fa commentare, perché lui amplias, perché lui sempre c'era qualcosa. Sempre, dai commentare una gamba qua lo so. Cioè, Tu non essere ritirativo, ma prendo tu e tu. tutte le funne a fan commentare avanti a vengo per digiare. Para così a scarica un valore. Para Paolin. En che, insomma, ciacciareda a fare che, diciamo a parare, le bestie de la casa, y bestiete, los animales que había en las casas, que había, porque ya no hay más por ahí tanto. Antes a la campaña, en Quimira, ahí en Cure, en algunos lugares de la campaña hay, pero ya normalmente la variedad, como quien dice, de los animales de la casa, hizo un po' che mire, che hizo un tempo. Diciamo che la campagna del papita hanno abitato ma era vuota e allora alla lei andai via la gente, andasne via la gente con andasne via tante bestie. Cioè, Una volta intorno alle case campagna era proprio piena. Bien. Lo capiremo anche io. Y cani. Así que hoy vamos a hablar de los animales de la casa. Le bestie de la casa. Le bestiette de la casa, diciamo, per ahí, Paulín, El perro normalmente, ¿cómo se llamaba? Il can. El can. Il can, sua donna, sua fonna, per dirlo pareil, La caña. il can e la cagna. Es su bella cañetta. Una cañetta. Una diciamo, cagnetta che il can proprio io come signore il can, però. Sì. Minca can, ogni can Sì. aveva il suo lavoro in la casa. Sì. Ma era il campi grossi, che hanno sido da presa al bestie che erano in campagna, in pastura, i campi piccini, che erano can per separare tutto il din pauda, da quando vestiva, No. can per ciappeggiare, per... Giusto lì, il perro ratonero, una volta se ti andavi a chiamare qualcuno in cagnette, un cagnette per la casa, il perro che más quería el ratonero, che lì piccino per ciappeggiare, Paolino. Ah, sì, i nostri nonni quando andavano un pieno can, e sarà per il buttare, stare in pure cioè, prima che Io prima che chiamavo, sarà un perigiare, il perro ratonero sería, però, Paolino, andavamo qua a parlare perché non era ogni sola misura, non è in cura, ahí el dirá que ogni sola, hay de todas clases de medidas. E tanto ora, Paolin, per tu che le bestie, Sì. Perché a stuccava le bestie,
che nel tempo d'inverno, diciamo, pare che era per tanta erba nella campagna, sgravava tutte le bestie a mangiare al camino e se sacaba los animales a comer al camino, el pasto que había en el camino, diciamo, per Il cane faceva il suo lavoro, aggiustava a tocchei del cammino, e la strada dopo aggiustava a sarei. a Sarei. E con de sarei bestie pare che era un sito, Cioè, tanti sarau per musei o di altri sarau per lavorare, o qua la sera quando arrivava il sul suta, la gente se il bestie era un pastore, l'abbiao, Certo. pare che sapeva che andava di lì. E gavavo perché la bestia dormei sa pas la pastura e sgairai sa la mangiare. da mangiare. E il cane faceva il suo Ah, lavoro. fazia suo lavoro. E anche Paulin, il can fazia un lavoro abbastanza importante. A Chapel Pernis, Paulin. Ah, il can da punta, come dicono gli italiani, il can da casa. El perro de casa siempre, escuche, tutte le case della campagna tenían su perro de casa per andare a pet pernis e anche quando slaurava Paulin, una volta che sdoravano ancora le sloire e ora e poche gli quasi che No. le sloire, me le sì, el cagnet andaría lì sul succo, diciamo. Sì. No, ma lo che dice Steve, il can da casa in era una quantità perché Sì. tutte le cat campagna in erano due persone che casavano. Sì. All'N Sport che ora andai un po' almeno. Andai almeno. E dopo lui lì, con che sciappava, diciamo, pare il pernis, che il leu, il pernis, il leu, d'ogni sorta sciappava, e buttava in dritta alle burnie, e lui lì restava per tutto l'anno, diciamo, pare Al brusco. al brusco. Al Se brusco. ponían en escabeche, Al brusco. las liebres y las perdices, todo l'escabeche, tutto sulla crota, perché quasi tutte le case habían sulla Sì. crota, y tenía, digamos así, el fiambre, como quien dice, per accompagnare un po' il salame, diciamo, para con tutte le cose. Un piatto. Cioè, Diciamo che il can da casa entra in casa aiutava qua l'economia della casa, aiutava all'economia. Sì, Paulino. Diciamo, parei, Paulino, vai del tempo a innevare per una cagnetta per tenere sui cagnetti, diciamo, parei. La gestazione per la cagna dura più o meno tra 50 e 60 giorni. Así que 2 meses. Sì, più o meno. Più o meno. Giusta. Però dura parecchio. Dura parecchio. Paolino, il can che fa? A braia che fa il can? No, il can baula. A Il can baula. Guarda, come che lì che diceva amor del can, no, ma che sarà la buca. sì, è una questione di se il can se il portafoglio, la billetera, come diciamo noi, che ha a disposizione. Dilma che sì, il perro nomás cuando cierra la boca. Sì. Para que Pinte va. con tensione. Il cane la campagna faceva come se fece la alarma di Zuma Parai, perché di Zuma Parai il polizia lo faceva il cane che virava la squadra tutta la neve. No. La prima volta dormia fuori. Se bin era a star man in un bel posto, quando ascoltava qualcosa, chiaro? No, veramente. Diciamo la verità, anche oggi in dia, quando ti vai a una cacca in il can grosso, e bin vada, Certo. ma in tre, il can, a fare la guardia. A fare la guardia, A fare la guardia. proprio per Paolino. Se l'has un can, sicuramente l'has un gatto, Paolino. Il gatto. Perché lo uso come cane e gatto. Cioè, Tante volte sono un po' amiche, ma adesso visto che il dito anche il cane e il gatto andremo insieme, mangiano insieme, uno hai gratta il piede, una carica la cambiare il mondo proprio in pochi anni. Normalmente il cane e il gatto della casa sono amici. Certo. Se arriva un gatto da un'altra parte, Che anche il can si vende fuori, perché il can che è vero un po' ai gatti, no. ai dan sac. Sì, hai una yet canca per lo passeria. Hai pianto 2,5 e lo lascio Il gatto che compie un test per scegliere un po' la gente cheat perché dice ciao. il chat. Una volta dicevo il chat della ruffa.
No, sai, Può essere. mi sapevo passare il dito lì. Così, c'ha la ruffa, dici. Sì. Cosa sarà? Penso che sia una parola. No, Farà. è una cosa che tutti gli amici italiani la sai lì, e la sai lì sui documentari. Sì. Così c'ha la ruffa, dicevo io, non una volta, eh. E poi, il gatto che diceva parai, cosa fa? Il gatto a baula, il gatto fa? A Mule. A miula. Sì. Da te, lui lo sapevi un po'. No, il gatto a Mule. Il gatto a miula, eh? Quando chiama da mangiare o per certe forme per fare soicone, E a Svizzera il nome va d'accordo come il zoom che fa che è come il miau. come il miau. Ecco, il miau per Quindi, il tempo di gestazione per una gattina 65 di 65 di e gestazione. 65 di. Sì. Allora, più o meno come se fece il gatto, un po' più, insomma. Se un po' più. No, perché il cane va alla 50, 60, pare che 65 è l'itramente. All'interno, Proprio come la cagna. Proprio come la Un'altra bestia che per controllare i sari, una volta si cappanunca e hai tutti i pili dei sacchi, dei borse, come le Cioè, te sì, come le smesse. con il gran arbrisà, con tutto. Il gatto era importante perché gli facevano dentro i cappanunca, cacciatai sui sari. Sì. E anche Paolina una volta che la campagna, squadre tutte la vio sua gabbia con suoi pasarón, tenían sus jaulas con los pajaritos. Era normal en las casas del campo tener una jaula de tejido con los pajaritos. E il Giariotti, 30. la ratabuloira, Sì, dice. non cielo. Però lì come i passerò diventava avere una cria ben fina perché minca tan al gatto la mano gli scappa. Ah, scappa. Alle sempre gatto. Sì, sì. Per pica sappia che il passarotto, l'usela, le lì da qua, che è minca tan la mano Peter guarda. Fa attenzione. Atención. Así que perros y gatos en las casas de una vez no podían faltar. Dirán que es Naye, che tanti, Paulín, hai adotto come se fece ma il diran che è una fare che a d'ora hai visto fino al nome da una persona. Una vez el perro y se llamaba el sultán, el capitán, tutto il nome para il diran che luciamo come se fece un genma. Sì, e lui come l'hanno costumato alla buona vita, insomma che tanti i gatti come il cane specialmente, il cane sai pa, manca la parola, Cioè, lo che sono costumato a vivere si dice che è buona vita. Sì, buona vita da tanti come per Tinga lei, se parte se andare a lavorare, loro sono puggiati da casa da studio, ma seguito lì. È una storia che contava sempre il nostro amico Beto Sacceto, che sua nonna aveva il cagnat, che era bilingue. Ecco, capire il piemontese della Castiglia, perché se la nonna lo chiamava piemontese, chi ha l'amnesia, e se qualcuno lo chiamava in Castiglia, amnesia co, che era un can bilingüe, tenía el perro bilingüe, si lo llamaba la nonna en piemontés o le daba instrucción, el perro hacía. Y si otro le daba la instrucción en castellano, también lo hacía. Ni un problema. Ni un problema. Hasta que è intelligente, senza stupire. senza stupire. Sai che come al saluto a nostro amico Beto, sempre al pedo al canone con nostra associazione, Paolino. I gatti, Paolino, quindi hanno normalmente quando crio, diciamo per una gattina, quando ne fa al gattino, una bella quantità. Non sapevo parete giusto, però. E non è con gatti che del voto hanno fatto un po' di tempo, però Sì. mi penso che 5-6 gattini facili. Una bella quantità. Una bella gna. Una bella gna. Paolino, el caballo ha sido más que importante para los inmigrantes, los primeros inmigrantes que llegaron de Italia, porque pensemos que la revolución industrial vino mucho después, i primi cavalli, i cavalli serían,
i cavalli. Anduma sarei I cavalli. cavalli. I cavalli erano il trattore anche hoy en día. Sì. Erano il camion anche hoy en día. Erano tutto che mobilizzava, tutto che trasportava, E anche che lavorava la terra. per travagliere. La terra lavorava con i cavalli, Sì. per lo che era il trattore. Ti la via andare al paese, pensia, su chiaro, cavallo chiaro, o lo taccava San Chiaro, lo casia, il biroccia, la biroccia, Arrabaste qualcosa. a lo casia, ahí era disposto. Ahí era disposto. Guarda, Paulín, Luma mila i pa douralo, ma ero naiera damisca al dourado per lì. Fin adoraba el cabal prenderle más nada escuela, usaban los caballos para ir los chicos a la escuela, con un sulky o con lo que fuera, hacían la juntada por ahí, como quien dice, entre vecinos de la campaña, entre vecinos de la campaña, prendía escuela al más nada. Ahora será lo stato importante il cavallo. En durante la scuola, pa ma come dice quando io il masna a scuola. Te volte la maestra andasia con un birocio, formava in campagna, no? Già, formava per lì la casa del vicino, dopo magari il medesimo cheat che andasia alla scuola, l'annava a suo padre, o tante volte formava un tempo che en la scuoleca era pasaba la carriera y andaba. Pasaban, cargaban y llevaban chicos. Y también un trabajo importante que tenían no los caballos, pero sí las yeguas, era el tema de la trilla, digamos así, de desarmar la espiga del trigo, Sì, Pablito, che proprio in Piemonte la yegua tante volte non gli lo desmentiano quel termine lì e la chiamiamo la yegua come in Castiglia, ma lei la cavala. La cavala. La cavala. A disca durava parei per batte, per trigiare, come diciamo noi, Sì. perché disca pisava pa. Pisava pa. No. E dasia pa l'udur al grano. Proprio para Paulín. La cabala, mentre che cammina di giù a parai, a pisa va. No. El cabal a lo fa. Diciamo El cabal no. alle pipulire. Ale pipulida la cabala. Vale. Por eso que se usaba, se hacía como si fuera un estanque así grande, supongamos, y se ponía un estanque, tampoco era tan elevado, y se ponía todo el trigo ahí y se hacía andar en redondo, digamos así, Lo pisava. lo pisaban y con eso ya se desarmaba la espiga del grano, digamos, y ahí después se limpiaba y hacía digamos, bastante rústico el sistema de trilla, digamos. Sì, lo che ne era. Era poca niente. Mica che l'avranno fatta un po' tanta quantità intera, per poter avere tutta la grana delle Sì. spine al grano, l'avranno avuto una quantità che la bestia, la cavala, lo stessa, picche vin. Picche vin. Perché il grano è una cosa, ne ha le fatta facile da quello delle spine. No. E dopo è una cosa che alle fa, una cosa che alle sottili di nuovo. No. È abbastanza. No. Tante volte che lì la tecnologia, le macchine, il bat, il taglia bat, diventa sezzare il cilindro e delle volte in una passa grande tagliava bat, ti la lunga, la piota del cavallo. Meglio volte la voluto te. Per carità di Dio. Así que bueno, todo un sistema, digamos así, de los primeros tiempos, usar el caballo para sacar el grano del trigo de adentro de la espiga. No tan fácil. El caballo, la cabala. Y digamos así, la cría, el cabalín, ¿será? Ese, il cavallino e la cavallina. El cabalino. Potrillo, come diciamo No. noi. Un cavallino. Perché me decís, diciamo, il potrillo. In tante parti del Piemonte, dice col puyin. El puyin. Il puyin. Ah, Potricito. Equipación lì, que cabalín lì, que es un pichit, como acá normalmente le llamamos el pony. Mi per non che lei sarà un po' sicuro e in aia che dicono nel Piemonte lo chiamano coponi e di anche il cavallino e sarà no lo diranno per gli italiani là. Dati. Che invece lì Paulina su ma tan facile da montare e andare a Sono un po' fidese. no, no, Perché per lì campo un terra picche e anche al modo, Sì, sono sono bestie bastarde. bestie Una bestia barossa, dici una volta. Per tacché, diciamo, parei una volta per portare light, con un can,
Naiera cercavo il cavallo che ero proprio perfetto, forza come Sì. per laurea di Suma Parai. C'era un Certo. cavalli che sono grossi fisici. Sì, bin mangiare, bin grosso, Ben grosso. di Suma Parai con altra contextura. Sì. E dopo per laurea, perché il besce, per tacche anche per fare altre cose, al doblava piuttosto d'altri cavalli. Ma noi in Castilla il cavallo del Bogeria, Il Bogero. che lì il Bogeria, quando è presa il bestia, Sì. lì adoravo il cavallo crioso, che Sì. è un po' piccino. È un po' piccino, sì. E Paolin, contavo sempre lì la storia, la quantità di cavalli che era in campagna, per tutto quello che era travagliare, Sì. una bella quantità di cavalli naera. Su te giunta e cambiavo, Sì. sai che toccava che ne avessi dei cambi in mare per fare la reposizione, per ripunire, pare che in Andasia, beh, Naera gente que facía el comercio, que había gente que hacía el comercio de los caballos, Sí. el comercio de caballos que catavo e vendivo. Dio. E dopo una cosa tanto importante con l'affare dei cavalli, Paolin, che al tenere di nuovo a parlare in campagna una bella e una grossa quantità di cavalli per lavorare, di sta più o meno andava bene, ma dopo quando arrivava l'inverno, cosa facevi con tutte le bestie lì per dare da mangiare? Ah, Perché il cavallo ha un affare che mangia il 24 ore. mangia l'endove che una vacca Sì. adesso. E pia la gente con i denti proprio ben taccati a terra, no? Sì, lascia te rasa terra. Allora, mi dica che lei dai poche bestie che mangiano la fior dal car. Sì. Alta calà, Sì. quindi e lui la mangia. La cavo parai. E sono invece che mangio tante cose, ma sono complicate. Sono- Se ti dà spa roba buona, allora attacco bene meglio. Pianto un cavo. Sì. Al che tu lo che è l'elmo, il fen, come tu che sia prima qualità per Sì. quello ai cavalli. E dopo, come dicevo, Paolino Mapirol, era gente che faceva il mestiere da pieno e lo che me ne si insomma ammansarlo, però che sia panna vecchia grama perché ti per andare insieme, tacchetto dare a qualcosa Sì. e lui lì è un lavoro che dite anche a poche che lo fanno, Paolino? Vinculatanti, Sì. era ben manso di zio parei, vinculatanti. Mi sai passare ben dito, no, però i bei di zio parei. Di zio coda, comunque la fumula di zia alla culatano ben. Así que el trabajo de los amansadores de caballos, como estuvo también el que te decía recién, el que hacía la compra y venta de caballos, para que traían y llevaban, también estaban los que se dedicaban a amansar los caballos, que era un trabajo che tante volte era abbastanza pericoloso. Sì, perché è una bestia che per domestichera si va su tempo, Sì. una volta si faceva, pure in hai tanti tecniche a cambiare un po', però una volta si faceva, diciamo, pareil. Sí. Lucha Puma, Puma. Una bella fuentad de Sí. Historias que hemos escuchado, por ejemplo, acá de Freire, de que se han así sucedido de generaciones, dice que se venían los malones de las partes de los montes por ahí y venían a robarle los caballos a los primeros pobladores. Sí. Eso era lo primero que le llevaban, le venían a robar los caballos. Sí. En Nafare el inmigrante piemontés que se vino a instalar y a trabajar las tierras, lo tuvo que padecer eso en los primeros tiempos. Perché se piavo il cavallo, tienes fuera del mestiere. O sea, cosa facías en campaña senza caballo? En la pampa y en la vía. En la pampa y en la vía. Así que el caballo fue una herramienta, fue un animal muy importante, como te decía, y sigue siendo también, porque el diran che adora per tante cose, il tutto che è l'echinoterapia, Sì. con immagina che magari una cita o una grossa deficienza di Zuma Parai, Paolì adora tanto il cavallo perché dice che il cavallo ha sentimento. Sì. Una bestia che dice che tiene sentimento. Parai contaba l'altra volta a nostra amiga Besú, la ayuda da Ramona, que también le vamos a hacer un saludo grande para la gente de Ramón, allá para el amigo Besone, que el caballo dice que es un animal que es muy inteligente cuando se empieza a relacionar con las personas. Hay tanti cadiso che le vive le bestie pia misa la loro. Sí.
sì. Il cavallo e il cane. El cabal, el Il furne per carità di Dio. Vita. El brai del cabal, anertis. Nartino. Nertis. Parai si chiama. La parola nuova per noi, mila vi vai sentire, è una di che noi i brai o sun che fanno le bestie, lo montane uno o due, perché non te sa già che da una all'altra hai sempre in cambio. Ma sicuramente i nostri amici piemontesi vanno. Allora vanno a sei, sai una differenza o sai chi è un avanti. Sì, sì. Paulín, il ciclo di una parella di riproduzione dal cavallo va e viene va. La cavalla già sta tra 11 e 12 mesi. Un anno. 12 mesi e un anno. Un anno. Un anno. Un anno. E una No. ma. Sì. Paulín, come se fai su niente due, è dato. Il burro, la burrita, il burrico, come si diceva una volta? L'asu, O buric, aspetta, dice. Burrico. Al mas, su o buric. Dice qui, buric di scale a venda dall'espagnol, in tempo del guarda, che stai in piemontese. Asu o buric. Sale la Fimera. ecco, proprio per lei, alle la burica, alle palasa, alle la burica, o anche per dire la somma. La somma. Che la somma sono due cose. Tu dici a una che la somma le disuma la burica, Sì. la formula dell'aso, Sì. o le con la somma dai, quella lì che fa su dal pan. Sì. Sono due cose. Però pare che la femela ha le burica o somma. La soma, así para explicarle para nuestros amigos que por ahí a veces dicen, no, no entendemos por ahí todo, Paulín, capimos parte, así que para, digamos, el burro, para la burra, para sería la hembra, digamos así, del burro, puede ser se le puede decir burrica, o la soma, que la soma también es la soma dai, es el pan ese que le poníamos un poquito de oliva, gratava un po' d'aglio encima, lo buttavo sul collo e dopo lo mangiavi. Lo mangiavi. E bimbo cadera. Come tante cose in piemontese, tante parole che hanno due significati. Due significati. Due significati. Paulín, perché antes es facía una mezcla entre el caballo con la soma, con la burra. ¿Cómo era toda la mezcla esa, Paulín? Una sorta di mul, che è l'aso che dà servizio campagna alla cavalla. Alla cavallo. Alla cavalla. Almeno parei la sai misa, hai che differenze o qualcosa, sabrà. Así que se mezcla el caballo El aso a monta alla cavalla. Alla cavalla. Alla cavalla. E lo canas da lì Sì. a per papifea, è una cosa sterile. este. Sì, alle parei. Guardati. Paulín, diciamo parare, sería il tempo di gestazione della burra, della burrica, diciamo a parare. Dalla borica, dalla somma, gestazione avanti 14 mesi. Un po' picca il cavallo, diciamo a parare. Tiene picca. Guardati. Lì, pensavo che ero squadra di pesca, cavolo. Sì, No, però qui. è un po' più lungo. Paulín, a famiasu, ma cofan, ¿qué hacen? ¿Qué ruido? ¿Cómo se llama el grito, el sonido que emite el burro? ¿Cómo se llama? A Brian, Grita. a Brian. Parai che, Almeno per lo che lo trova noi, parai che qualche diso, arda come Braia che l'arju lì alle bindi. Allora, vinti. A Braia. E in tutte mie se numa scuote un po' di musica, e dopo torniamo a vedere la programmazione dalle parai da fare con un po' le vestite della casa, insomma, parai, E torno avanti. E torno. Con tutte le ricette che era una volta e che in hai ancora ora, perché per paese che in sia papì. No, Complicato. è un po' meno, dai, Quindi, un po' di musica e torniamo a seguire.
Veli senti cante tunto gnegnec, veli senti cante tunto gnegnec. Le la canzon bugiarda la rintinto gnegnec, put put tunto gnegnec. Le la canzon bugiarda, me pare la pume tunto gnegnec, me pare la pume tunto gnegnec. Carian un sole la rintinto gnegnec, put put tunto gnegnec. Come carian in sole. La gazetta la rintinto gnegnec, put put tunto gnegnec. Legia la gazetta e i babi in tribunal tunto gnegnec, e i babi in tribunal tunto gnegnec. Io ca per le viale la rintinto gnegnec, put put tunto gnegnec. Io ca per le viale. Selciuche tunto gnegnec, suonava le baugette la rintinto gnegnec, put put tunto gnegnec. Suonava le baugette e i brevi la pursil tunto gnegnec, e i brevi la pursil tunto gnegnec. E grin cantavo messa la rintinto gnegnec, put put tunto gnegnec. Le fiele rotti prato, gnegnec, le fiele rotti prato, gnegnec, le vacche su dai porti la rintinto gnegnec, gnegnec, le vacche su dai porti. Seguitamos con le bestie de ca, los animales que había en la casa, que sigue habiendo todavía, no en la cantidad que había y en la variedad que había, digamos así, pero siguen habiendo, Paulín. Las chivas y las ovejas, che mi incantava fadio a scrigio. Sì, una iera coca. Mi non li sapevo pa cosa dite, ma in mast, me idea che è il mast la crava che asar la perra. La perra o la feia, come dice in piemontese, la oveja è la perra o bien spel dice la feia. Giusto, velocemente, come si dice? La chiva è la crava. La crava. La crava, il cravo, il PC. Sì. Di nuovo per Il mast, la chiva, sì. È il buc. Al buc. Il buc, sarebbe il mast la crava e il buc. Vedi? Ci ha messo buc al mast le perre, le feie, E del monte in tanti parti del Piemonte al mast delle perre lo chiamo il muntun, pas il muntun, come diciamo il muntun. Al mutu. Perché il cordato macho, per dire che specialmente buc, coistes che il cibo macho o mutun. Mutu.
Come se fosse una moto grossa. Sì, molto, È molto grosso. è molto grossa. E fa a Braia, La a Chieli, tiene a Chiela, a Chiela, e la barra a Bersella. a Bersella, A Bersella. a Il Braille questi due vesti Allora, io lo sapevo qua. Chiela. E la barra a Bersella. a Bersella. Il tempo di gestazione, Paolin, più o meno sono, dico, parai come se fosse al cavallo e l'aso, l'idea. Se sono quasi stessi, sono 150 di lì d'intorno e 150 di tutti e due i vesti. Ah, bene. Più o meno sono tutti e due i Sono vesti. Lo sciancio, Paolito, che roba buona per i grassetti, per i salami, per tutte, I crin sarebbe. Icrin. I crin, la crina, La crina o trevia. ah, Crina in ai conti di tomate. Crina, treia, treva, trua, sempre alla ciancia. ah, bien. Noi ti dico la treva. La treo. La treva, il Sì. crina e la treva. Cioè, y los lechones que tan buenas son per mangiare la gria, Paolino. Te la andai per lo buono. Ci tutta la grega. Chile dal I crinè. I crinè. El chancho, ¿qué sonido hace, Il Paolino? crina grugna. A grugna. A grugna. A grugna. A grugna. A grugna. E il mas per la treva, il crin mas alla questo nome in piemontese. Qual è? Il riccio o il riccio? El riccio. Sai un po'. Hai visto i vecchi che dicono cambia il riccio. Lega devo cambiare? El macho della... macho della- Dati. Sì. El riccio. È un bel riccio lì, Paolino, gestazione dai crin, la crina della treva, vai del tempo a innevare per tenere sui cibi, insomma, per Lei se ti vas proprio in libera di 114 di, ma la gente dice io parei, e in avanti, 3 mesi, 3 smani e 3 di. del 333. Proprio parei. La gente dice io, la treva è sta per niente, e in avanti, smani e 3 di. È 3 Sono 114 di, se ti dai con lì dopo il mese dai il 31 per lì, sono 114. Guardati, una cosa che lui lo sapevo qua. Poi, un'altra cosa che era tanto importante in primi tempi per lei, la vacca. La vacca. Per più che una campagna la gente non aveva vacche per commercio, per vendere la carne, per musie, però 3 o 4 vacche Per lei, e un tor per il lei alla vita. alla vita. Alla vita. Cioè, lui era importante. Importantissimo. Importante. Come si chiama il toro in piemontese? Il toro. El toro. È il toro. Come il dio del trueno. È il toro. Proprio parei. Proprio un Sì, toro. è il toro. Y los terneros que acá le llamamos ternerito, I bucini. el buchín. Che non siamo bucin sempre già da bucine proprio da ciccite dopo bucin fin che venga grande, sempre, è sempre un bucin. Sempre un buchín. Sin sentirlo se vuoi dire il bucin. Sì. Sono i nostri piemontesi. Sì. Invece sì, tu ma il nome dai. Sì, in Castigliano, ma dai tanti nomi. L'unica da mostrarmi è una cosa che la vacchizona Sì. sulla manza. La mancia. La Come manza. arrivo lì? La vacchizona in il verbo piemontese si chiama La mancia. Sì, manza, va, insomma, la manza, la vacchizona. Sì. Il ciclo gestazione le 3 mesi più o meno? No, 9 mesi. 9 mesi. Scusa. Na je capisco 283 di. Dice che dopo per tirarsi avanti 10 di o andare dentro. 9 mesi. Per E esempio, che a fare la vacca? la vacca muy bene sì, i piemontesi dell'America e insomma a Brüla. A Brüla, sì. A Brüla. Ma alle comindine, tutti i piemontesi che dicono Brüla. Sì. E in hai tanti che dicono a Brama, e in hai tanti che dicono a Bruggia, e in hai tanti che dicono a Brescia. Ah. Brescia, Brama, Bruglia. Non è via lì.
Allora, per fare diciamo, la programmazione del dì anche, Ecco, perché adesso che tutte le bestie o bestie dall'universo fanno suo verso. Así que todos los animales del universo hacen su verso. Fanno Ma tutti i nostri amici, dalle parole da fare, questo è mia. tu mi vedi varicole, tu mi plesir. Sì, Paolino. El aso a Braia, el curnayas a Cracaya, la avia a Sunsum, Passarot a Chusuma, la crocia a Croc, che vers a Faloca, e loca a Quapara, galina a Cacara, la runduna a Cria, tauloida a Stria, a Rita al Bar, che impertinente, a Supia el Serpent, la vulpa Rimis, Pernis a Charlis, Cabal a Nertis, Agrumi al Crin, Seira e Matin. La rana a Craca, Coa fa la vaca, Cuancachama la vaca brama, a Gem la tortuga, Cucurla la setibula, la crava aquela, la fea Barcela, el can a baula, el gat a miaula, e en tant que el gala canta pas mal, tutte le bestie dell'univers fan so vers. Guardati, è un bel versino, Sì, Un quantità di bestie con tutti i suoi brani, Guardati. tante bestie che in un per esempio l'Argentina, tante bestie che hanno il nome che Certo. vedi mai sentire, sarcan poco, sono il passarot, come risulta noi, d'Usel, che me le si in un naiepa, e in naiepa. Però una bella poesia. Allora, ascolta che era rondolina La golondrina. La golondrina. La golondrina. La golondrina. Guardati, che bello. Bueno, Paolino, Grazie per la poesia che ha portato. anche Per tutti i nostri amici sempre si prende qualcosa, vendría ese plan que digan suma escribir a mí. No, no, Susia no. Es laude padre. No, Susia no. Spiano del Facebook. Facebook abbiamo La nostra amica Facebook. No, sta bene. Bene, sarà fino alla domenica che viene, fino alla settimana che viene per un'altra programmazione, Paolino. Sarà fino alla settimana che viene quando Numa torna así a batte il tacón. Proprio para ahí, Paulín, y un saludo como siempre a toda la gente que sigue nuestra programación, que comenta. El día que dan perfecto comentario daily. Hay tante cose, tema tante cose. Para que se entuma la semana que viene. La gente sarà fino alla settimana che viene quando Fuma así, torna un'altra programmazione e alle parei la fare. Ciao a tutti. Ciao. Auspician Alle Parei La Fare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Come nostra tradizione.